Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Auto travolge e uccide turista polacca di 31 anni, era in vacanza a Palermo con il marito, l'investitore fugge, poi si costituisce, denunciato per omicidio stradale. Si allunga in Sicilia la lista dei pedoni uccisi, 13 dall'inizio dell'anno. Operaio morto a Salemi, la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta, ha sequestrato l'impianto della pala eolica da dove è precipitato l'uomo. Domani gli ultimi funerali delle vittime della strage di Casteldaccia, sarà giornata di lutto in tutta la provincia di Palermo. Sul tavolo dei magistrati in arrivo le relazioni tecniche e i primi risultati delle autopsie. No alla separazione delle carriere, l'ANM chiude il congresso a Palermo e conferma il dissenso al progetto di riforma della giustizia. Nuovi dubbi sulla sicurezza del ponte sullo Stretto e sul suo impatto ambientale. Il pilastro sulla costa calabra dovrebbe sorgere su una faglia sismica attiva. Camminata di solidarietà di famiglie e gruppi a sostegno del progetto Officine del Cuore alla Corri Catania. In migliaia hanno invaso il centro storico della città. Calcio in Serie C, il Catania pesca l'Atalanta Under 23 nel primo turno della fase nazionale dei play-off. Gara d'andata martedì alle 20:30 in casa dei bergamaschi. In B comincia venerdì l'avventura spareggi Serie A per il Palermo che al Barbera ospiterà la Sampdoria. Bentrovati, la vacanza si è trasformata in tragedia a Palermo per una turista polacca. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta e uccisa da un pirata della strada che è fuggito per consegnarsi qualche ora dopo. L'alcol test è risultato oltre i limiti ed è stato denunciato per omicidio stradale. Dall'inizio dell'anno sono 13 pedoni morti sulle strade siciliane. Angelo Gagliano. Investe e uccide una turista che sta attraversando la strada e fugge, ma qualche ora dopo si presenta ai vigili urbani. L'investitore, un palermitano di 46 anni, nel corso del controllo alcol test aveva un valore di 0,52%, leggermente superiore ai limiti di legge, ma il sospetto è che in piena notte il tasso alcolemico fosse molto più alto. La tragedia si è consumata in Corso Tucori, una strada molto frequentata fra la stazione centrale e uno degli ingressi dello storico mercato di Ballarò. La vittima, una turista polacca, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni nel capoluogo siciliano con il marito e al momento del terribile impatto i due stavano rientrando nella struttura ricettiva che li ospita. La vacanza per Patricia Bartosik-Veder, 31 anni, si è conclusa però in modo tragico. La donna stava attraversando la strada insieme al marito quando l'auto, una Smart, l'ha colpita lasciandola senza vita sull'asfalto. A constatare la morte sono stati i sanitari del 118 che hanno tentato una corsa disperata in ospedale dove però è stato confermato il decesso. Subito è partita la caccia al pirata della strada da parte di Polizia Municipale e Polizia di Stato, ma come detto l'investitore si è costituito prima che venisse fermato. L'uomo vive con la compagna a Palermo proprio in Corso Tucori e stava tornando a casa quando è avvenuto l'investimento mortale. Nella zona dell'incidente in Corso Tucori ci sono strisce pedonali sbiadite e asfalto dissestato, una vera trappola per i pedoni che rischiano tantissimo quando attraversano proprio quella strada. In Sicilia, dall'inizio dell'anno, secondo i dati ASAPS, sono già 13 le vittime. Un uomo di 77 anni, Giuseppe Nicolosi, è morto travolto dalla sua stessa auto. L'incidente è avvenuto ad Alcamo, in provincia di Trapani. L'anziano pensionato si trovava alla guida di una Panda. Mentre percorreva una strada interpoderale è finito in una scarpata. Sceso dall'utilitaria nel tentativo di rimettere l'auto sulla carreggiata, è stato travolto. E ancora incidenti sulla strada, questa volta è toccato al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, che è finito in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto sul litorale di San Leone ad Agrigento. A causa di un'autovettura privata ferma in mezzo alla strada, le auto di scorta del governatore hanno sorpassato e l'ultima vettura ha tamponato quella dove si trovava Schifani. Sottoposto a tutti i controlli sanitari necessari, il governatore è stato dimesso dopo circa mezz'ora. E adesso andiamo all'incidente sul lavoro avvenuto a Salemi. È stato disposto il sequestro dell'impianto eolico dove è morto l'operaio di 33 anni Giuseppe Carpinelli. È stata disposta l'autopsia mentre i carabinieri continuano a sentire colleghi e maestranze del parco. Intanto domani ci sarà una mobilitazione generale dei sindacati a Trapani per chiedere più controlli e sicurezza sul lavoro. Laura Spanò.
La procura di Marsala, dopo la morte di Giuseppe Carpinelli, ha posto sotto sequestro l'impianto eolico di Contrada Ranchibilotto a Salemi. Si tratta del parco Erghe 69. Carpinelli, operaio di San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento, al momento della disgrazia si trova all'interno della pala eolica numero 3 e, a stima dei colleghi, stava eseguendo la manutenzione. Difficili le operazioni di recupero del corpo dello sfortunato dipendente dell'IBPC, società del comparto eolico con sede operativa proprio a San Marco dei Cavoti. L'operatore infatti è volato giù fermandosi a 48 metri da terra. Lui e i colleghi lavoravano nella navicella a 112 metri di altezza. Il recupero è stato effettuato solo a tarda sera dal gruppo SAF dei Vigili del Fuoco di Trapani, coadiuvati da altri colleghi presenti sul luogo della disgrazia. La procura di Marsala ha aperto anche un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpo del giovane. Si vuole fugare ogni dubbio, si vuole accertare se la disgrazia sia avvenuta per un malore o per una disattenzione o per altro. Il corpo poi verrà restituito alla famiglia. La vicenda ha sconvolto l'intera comunità di San Marco dei Cavoti, che si è stretta al dolore dei familiari di Giuseppe, molto apprezzato da tutti. I carabinieri di Salemi che seguono le indagini continuano a sentire persone che in qualche modo siano venuti a contatto con la vittima, a cominciare dai colleghi e poi altre maestranze che lavorano nel parco. Saranno sentiti anche i titolari della ditta per cui lavorava Carpinelli e del parco eolico. Domani mattina, intanto, è previsto davanti alla prefettura di Trapani un sit-in dei sindacati di CGIL, CISL e UIL. Sarà lutto in tutta la provincia di Palermo domani, nella giornata degli ultimi 2 funerali delle vittime della strage di Casteldaccia, costata la vita a 5 operai. Sempre domani sul tavolo dei magistrati arriveranno tutte le relazioni tecniche e i referti delle autopsie. Manlio Viola. Sono le giornate del dolore e degli ultimi addii alle 5 vittime della strage sul lavoro di Casteldaccia nel Palermitano. Giornate cariche di pathos non solo per le famiglie delle vittime ma per l'intera comunità. Ieri si sono svolti i primi 3 funerali fra le province di Palermo e Trapani, domani si terranno gli altri 2. E proprio domani per l'intera provincia di Palermo sarà una giornata di lutto indetta dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla. Non si può morire di lavoro, è il grido unanime risuonato dalle parole delle omelie, a cominciare da quella dell'arcivescovo di Monreale che ha officiato i funerali di Giordano a Partinico. Migliorano lentamente intanto le condizioni di Domenico Viola, il 6° operaio coinvolto nella tragedia, è salvatosi perché è sceso per ultimo e recuperato per primo. È ancora in pericolo di vita e la prognosi è riservata, ma i medici cominciano a vedere qualche speranza. Sul fronte delle indagini, lunedì saranno sul tavolo dei magistrati le relazioni su tutte le autopsie e gli inquirenti potrebbero decidere di iscrivere altre persone nel registro degli indagati, oltre a Nicolò Di Salvo, titolare dell'impresa per cui lavoravano 3 degli operai morti. Fra le vittime c'è anche il suo socio. Infine c'è un altro aspetto su cui saranno necessari chiarimenti. Gli operai decisero di scendere per liberare una sonda incastrata, ma anche perché i tombini erano inaccessibili, ostruiti dal rifacimento dell'asfalto. Un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla tragedia. 10 ore, tanto è durato il colloquio con Massimo Carandente e Sabrina Fina con il loro avvocato Franco Critelli e il criminologo Gianni Spoletti, consulente della difesa. I 2, accusati di aver preso parte alla strage di Altavilla Milicia, in cui sono stati uccisi nel corso di un rito esoterico Antonella Salamone e i figli Emanuel e Kevin Barreca, hanno ribadito durante l'incontro nel carcere di Pagliarelli a Palermo di essere estranei ai delitti, scaricando tutte le responsabilità sul marito della donna, Giovanni Barreca, arrestato assieme alla figlia di 16 anni. A Palermo si conclude con l'approvazione della mozione sul no alla separazione delle carriere il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. La riforma ai temi della giustizia sempre al centro dello scontro politico. Emanuela Corsi. No alla separazione delle carriere. Si è concluso così con la lettura della mozione approvata all'unanimità il 36esimo congresso dell'ANM a Palermo. Separare PM e magistrati, ha letto il segretario generale dell'associazione Salvatore Casciaro, rischia concretamente di attrarre la magistratura requirente nell'orbita del potere politico e del controllo governativo, come avviene in modo formale o sostanziale in tutti i paesi nei quali la magistratura è separata. A margine dei lavori di oggi è intervenuto nuovamente il presidente del
dell'ANM Giuseppe Santalucia, che si è rivolto al Guardasigilli Nordio. Al ministro, che ci dice che non è in discussione l'indipendenza del pubblico ministero e che il PM di domani avrà la stessa indipendenza, diciamo: ma se è così, perché toccarlo? Teniamoci l'indipendenza che abbiamo già. Sulla riforma costituzionale, ha proseguito Santalucia, l'ANM critica e non è possibile accorciare le distanze dialogando. Il presidente ha poi chiarito la posizione dell'associazione sulle riforme. Non è la nostra una posizione di chiusura, ma ci sono le riforme e le cattive riforme. Dopo Nordio, Matteo Renzi e dell'Ischlein, ospiti ieri del congresso, oggi è stata la volta del presidente pentastellato Giuseppe Conte, che dal palco del Convention Center è intervenuto sui recenti attacchi da parte di alcuni ministri che parlano di giustizia ad orologeria dopo i fatti di Genova. In questi giorni fior di ministri che denunciano al solito la giustizia all'orologeria, la formula bonne à tout faire in un paese dove ci sono elezioni di continuo. Oppure ancora accusano la magistratura di invadere gli spazi riservati alla politica. Un'accusa, se ci pensate, che può essere ridicolo, perché sembra quasi postulare che la politica abbia il diritto di occupare indisturbata gli spazi del malaffare. Non solo i big della politica, tra gli ospiti del congresso, lo ricordiamo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto giovedì al Teatro Massimo con un'ovazione e minuti di applausi in sala. I dubbi sul ponte sullo Stretto si arricchiscono di un nuovo capitolo, quello del pilastro che poggerà su una faglia sismica attiva. Francesco Triolo. I dubbi sul progetto del ponte sullo Stretto non sono solo sulla sponda siciliana. A Villa San Giovanni ci si prepara alla grande manifestazione del 18 maggio che vedrà proprio lì convogliare il popolo dei No Ponte, e dalla Calabria arrivano altre perplessità, quelle legate ai pilastri che dovranno sorreggere l'infrastruttura dalla parte proprio del continente. Le perplessità maggiori sono per un progetto che in 2 mesi verrà rielaborato alla luce delle osservazioni del Ministero dell'Ambiente, ma che secondo le associazioni no pontiste presenta comunque delle falle enormi sullo studio di impatto ambientale. E poi c'è il nodo dei terremoti, non un tema banale a queste latitudini, considerato che lo Stretto di Messina è da sempre una delle faglie del Mediterraneo più attive e pericolose. L'ultima osservazione, ovvero che il pilastro calabrese poggerà proprio sulla faglia attiva, arriva da chi sta lavorando ad una relazione tecnica che l'amministrazione di Villa San Giovanni, così come ha fatto quella di Messina, ha intenzione di consegnare in tempi brevi alla commissione del Ministero dell'Ambiente che dovrà valutare il progetto, che nei giorni scorsi è stata proprio sia a Messina che a Villa San Giovanni. Una visita programmata per vedere lo stato dei luoghi alla luce del carteggio che le è stato inviato, ma che servirà a poco in concreto, se non ad un atto formale per il passaggio di consegne che avverrà entro la fine di maggio. I componenti della commissione infatti decadranno a breve ed a valutare le osservazioni saranno i nuovi. A Catania, insofferenti ai controlli, alcuni ragazzini si sono messi a lanciare oggetti contro la polizia per poi disperdersi scappando a piedi nelle traverse vicino Piazza Bellini. Il gruppetto ha prima inveito contro gli agenti, poi ha lanciato piccoli oggetti e infine si è dato alla fuga. Nel frattempo la polizia ha riportato tutti alla calma. Restiamo a Catania. Il popolo delle magliette bianche di Corri Catania stamattina ha invaso il centro storico per la 16ª edizione della corsa camminata di solidarietà, 5 chilometri per realizzare il progetto Officina del Cuore. Vediamo la grande festa partita a Piazza Università con Eva Spampinato. Corriamo tutti insieme! È un'energia che si sente forte nell'aria sin dalle prime ore del mattino. Come ogni anno, da 16 anni, la seconda domenica di maggio è il giorno di Corri Catania e le emozioni di chi indossa questa maglietta, simbolo di una corsa camminata di solidarietà, si vedono nei sorrisi, tantissimi, nelle gambe che si muovono seguendo il ritmo del palco, negli abbracci, nelle foto. Ci siamo fatti un selfie per ricordarci questa giornata. 5 chilometri per scoprire le bellezze del centro storico, ma soprattutto per realizzare il progetto 2024, Officina del Cuore. L'attesa è stata tanta e anche le scuole di Catania hanno risposto con grande entusiasmo. Tante le classi, i professori e le famiglie che si sono ritrovate in Piazza Università. Abbiamo dato appuntamento raccogliendo tutte le classi ed è stato anche un modo per ritrovarci al di fuori dell'orario scolastico. Corri Catania è la festa di tutti e per tutti, anche di chi corre a bordo di una sedia a rotelle. Una manifestazione che supera i confini della Sicilia. E arriva fino a Pavia. Io ho sentito parlare di questa manifestazione da anni, quindi abbiamo preso l'occasione di visitare l'Etna, la città, e di correre Corri Catania.
Catania per la prima volta. Vedo un'emozione, una partecipazione della città che a Pavia non ho mai visto. Bravi! Siamo veramente contenti, le persone sono felici di correre lungo le strade della città insieme per un progetto solidale, non c'è cosa più bella. Alle ore 10 lo start, sono ben oltre 20.000 partecipanti. Quest'anno si corre per realizzare un'area cardiologica attrezzata all'interno dell'ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili. E ci sono stati 10 minuti di panico per una giovane coppia di genitori di Catania che in via Etnea, proprio durante la manifestazione Corri Catania, avevano perso tra la confusione la loro figlioletta di 9 anni. Immediato l'intervento dei motociclisti e dei carabinieri che hanno trovato la bimba in via Pacini. Solo 10 minuti il tempo trascorso tra la segnalazione e il ritrovamento della piccola, grazie anche all'intervento di alcune persone che, vedendola sola e spaesata, hanno avvisato il 112. E oggi si celebra la festa della mamma, non possono mancare i regali su social, ma anche le tavolate in famiglia. Vediamo come hanno vissuto questa giornata i siciliani con Francesco Aloi. Seconda domenica di maggio significa festa della mamma. È la prima persona che vediamo appena nati, quella che ci tiene per 9 mesi nella sua pancia. Nessuno quindi può dimenticare questa ricorrenza. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma, non solo oggi. No, certo, ogni giorno va apprezzato perché fa sempre di tutto per noi. Come ogni anno nelle strade spuntano tante bancarelle per un piccolo grande regalo. Tutti i giorni la festa della mamma, perché si dice chi tiene la mamma è ricco e non lo sa. Ma c'è anche chi preferisce acquistare qualcosa in gioielleria. Stiamo vendendo in particolar modo la scritta che appunto evince il fatto che la mamma è la cosa più preziosa che ci possa essere al mondo. Peluche o collana, quello che conta comunque è il pensiero. Come ogni festa che si rispetti, anche quella della mamma arriva in tavola. Sulla stessa tavola, dove ci sono primo, secondo, contorno e tanto altro, non può mancare il dolce, preparato da lei o, se non si ha tempo, acquistato in pasticceria. Questo è il dolce più acquistato oggi? Sì, la torta della mamma. È una torta con crema chantilly, fragoline di bosco, panna fresca. Chi vive lontano fa gli auguri con una chiamata e poi ci sono gli immancabili post sui social. Questa domenica intanto è baciata da un bellissimo sole, così si può approfittare per fare una bella passeggiata con la mamma. Adesso una breve pausa e poi ancora notizie e servizi. A tra poco. In occasione del 166 anniversario della nascita della Croce Rossa Italiana, tante le iniziative organizzate dai volontari per le fasce più vulnerabili. Ad Acireale si è pensato ai più bisognosi e sono state consegnate 150 pizze. Emanuela Corsi. 150 pizze consegnate alle famiglie bisognose di Acireale. È solo una delle tante iniziative realizzate nel catanese da Croce Rossa in occasione dei 160 anni dalla sua fondazione. Una pizza per gli indigenti, una pizza che è simbolicamente mangiata a casa e come se fosse condivisa con noi. Abbiamo voluto festeggiare il nostro giorno, il giorno della nostra istituzione, perché ricorda la nascita del nostro fondatore Henri Dunant. Da lì vogliamo festeggiare con le persone che ogni giorno ci chiedono una mano, che ci chiedono la mano, di stringergli la mano, ci chiedono un sorriso. Quindi simbolicamente arrivare con una pizza a casa della gente per noi è stato voler dire: vogliamo mangiare e festeggiare insieme a voi. Lunedì vivremo lo stesso momento di convivialità a distanza, quindi ognuno da casa propria, su Aci Catena, quindi con quelle altre famiglie che vivono in una situazione di disagio all'interno del territorio catenoto. È l'umanità il primo principio della Croce Rossa, da sempre alla base di ogni sua azione, dai gesti più piccoli ai più grandi che animano il motto tutti fratelli. Raccontare la storia di Croce Rossa in quasi 2 secoli è possibile farlo solo con una parola: umanità.
L'intento della nostra associazione in questi 160 anni in Italia e non solo è stato quello di diffondere umanità. Il nostro motto è ovunque per chiunque senza distinzioni. Oggi la Croce Rossa Italiana è parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai più vulnerabili, opera in progetti all'estero ed è parte del sistema nazionale di risposta alle emergenze. Cibo, storia, cultura e territorio. A Piana degli Albanesi è tornata la sagra del cannolo ed è andato per noi Marco Gullà. Dopo un'assenza di 12 anni torna l'evento culinario più dolce in Sicilia, la sagra del cannolo di Piana degli Albanesi. La tradizione del cannolo è particolarmente radicata grazie all'influenza della comunità albanese che vi risiede. Il cannolo di Piana degli Albanesi si differenzia principalmente per il ripieno, mentre il ripieno classico è a base di ricotta, zucchero e vaniglia. Infatti la versione di Piana degli Albanesi può contenere ingredienti aggiuntivi come le gocce di cioccolata e il risultato è quello che vedete. Siamo riusciti a organizzare questa bellissima manifestazione con i nostri maestri pasticceri. Abbiamo coinvolto anche le pasticcerie di Santa Cristina Gela insieme per poter offrire Sua Maestà il cannolo di Piana degli Albanesi. Quindi non c'è solo cannolo in questa bellissima sagra, avrete anche la possibilità di degustare i prodotti di eccellenza del circondario, prodotti a chilometro zero. Avrete anche la possibilità di verificare con mano la fragranza della nostra magnifica buccia. Non solo cannolo, una sagra che ha anche una forte connotazione culturale, con visite gratuite e guidate a tanti luoghi di interesse artistico e monumentale di Piana degli Albanesi. E quindi non ci resta che dire: viva il cannolo! Adesso una breve pausa, poi il calcio, parleremo degli impegni di Catania e Palermo nei rispettivi play-off. Ed eccoci al calcio. Il Catania pesca l'Atalanta Under 23 nel primo turno della fase nazionale dei play-off. Gara d'andata martedì alle 20:30 in casa dei nerazzurri. Marco Carli. Sarà Atalanta Under 23 Catania la sfida del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Questo ha stabilito il sorteggio. I bergamaschi, nelle prime due partite degli spareggi promozione, quelle relative al girone, hanno sempre sfruttato il fattore campo. I nerazzurri hanno sconfitto il Trento con il punteggio di 3-1 e hanno pareggiato con Legnago 1-1, usufruendo della possibilità di passare il turno per via della migliore classifica al termine della stagione regolare. Questo è il quadro completo del primo turno della fase nazionale, gare d'andata che si giocheranno martedì 14, oltre Atalanta Under 23 Catania. Questo è il programma: Perugia Carrarese, Taranto Vicenza, Triestina Benevento e Juventus Next Gen Casertana. Il ritorno si disputa a campi invertiti sabato 18. L'Atalanta presenta nel proprio organico giovani di valore che hanno già esordito in prima squadra, in un'annata molto positiva che ha visto i nerazzurri, la prima squadra ovviamente, qualificarsi alle finali di Europa League e Coppa Italia. Curiosamente Zeoli nella conferenza stampa di venerdì si era soffermato proprio sui bergamaschi giunti quinti al termine della stagione regolare nel girone A. Per quanto riguarda le Under 23, lì sono leggermente più avvantaggiato perché fino a 2 anni fa erano giocatori che ho affrontato con la Primavera del Torino, dunque sono giocatori nazionali importanti e non vanno sottovalutate per tanti motivi. Come le altre teste di serie, il Catania si qualificherà al turno successivo anche con 2 pareggi o con una vittoria e una sconfitta, ma con una differenza reti complessiva, non negativa. Ma ci sarà tempo per pensarci. Intanto adesso il Catania si concentra sulla partita di andata, 2 giorni per prepararla nel miglior modo possibile, usufruendo anche del lavoro svolto nelle ultime 2 settimane. E per la gara d'andata dei playoff nazionali tra Atalanta Under 23 e Catania, la trasferta potrebbe essere autorizzata solo ai supporter etnei in possesso della tessera del tifoso. E Palermo lavora verso la sfida di venerdì sera contro la Sampdoria al Barbera, valevole per il primo turno di playoff. Mignani suona la carica. Marco Gullà. Ripartire da zero è l'obiettivo del Palermo dopo aver mantenuto il 6° posto. Venerdì sera al Barbera nel primo turno playoff contro la Sampdoria, Mignani chiede alla sua squadra di resettarsi e giocare come se ci fosse un nuovo campionato. Del resto nei playoff tutto è davvero possibile. Ecco perché il Palermo crede alla possibilità di poter dire la sua in questa corsa per l'ultimo posto promozione. Pace fatta con i tifosi rosanero. Noi cerchiamo sempre di dare tutto in campo, poi ci sono delle volte che riusciamo,
sono altre volte le cose non vanno come vogliamo. Questo è il calcio e la vita, ma l'importante è di non mollare, avere sempre la testa alta e giocare partita. Rosanero che proseguono la preparazione in attesa della sfida di venerdì. Non ci sarà né Del Ciauru che è squalificato, Ceccaroni verso il recupero, così come Gomez. Venduti già oltre 10.000 biglietti, il Barbera sarà quasi sold out. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.